Si è inaugurata ieri 25 ottobre la mostra d'arte di statue di cartapesta denominati Fatti di carta, con in mostra opere d'arte di Stefano Gallitano, a cura dell'archeologa Viviana Caparelli, a Real Monte presso la sede della Proloco in via Portella della Ginestra. All'evento hanno partecipato tra gli altri anche il nuovo sindaco della città, Sabrina Lattuca, il responsabile della Proloco Realmontina, il professor Paolo Salemi, il poeta Francesco Riggio, il critico d'arte Giovanni Proietto. La mostra di Stefano Gallitano resterà aperta fino al prossimo 25 novembre ed è visitabile dietro appuntamento. Nell'opera di Stefano troviamo soprattutto la tridimensionalità, ma soprattutto c'è del pop, c'è del popolano, c'è anche del sacro, come ad esempio Santa Rosalia, San Calogero, lo stesso Padre Pio. Ci sono anche i nudi di donne femminili, ma ci sono anche temi legati alla famiglia, alla Sacra Famiglia, al legame tra nonno e nipote. A dire la verità non mi ci sento nemmeno di essere artista, però diciamo ho sempre amato l'arte, ho sempre amato vedere degli altri che facevano arte. Da piccolo già mi sono avvicinato a uno scultore, no? Uno scultore di Bivona, Gerto Cammarata. Da lui ho iniziato a frequentare, diciamo, queste botteghe e a fare arte. Dunque, già in campagna elettorale abbiamo detto che per me la cultura è fondamentale, è alla base di una crescita vera di un territorio. La figura di Stefano Gallitano, io conosco Stefano da tantissimi anni e apprezzo il suo valore artistico. Sono vicina ad una delle sue creazioni che a me fa ricordare il concetto socratico di maternità e di come si partoriscono le idee, e quindi su una creazione del futuro attraverso le idee. La Proloco di Real Monte si occupa di sviluppo del territorio. Noi da anni abbiamo affidato il nostro sviluppo socioculturale ed economico alla cultura. Diciamo che il connubio fra cultura e bellezza del territorio è riuscito a fare la fortuna di Real Monte. Bene, questi nuovi lavori di Stefano, al di là del fatto creativo, della materia della cartapesta, di questa costruzione di un'ipotesi di popolo, di piazza, al di là di tutto questo, dicevo, quello che mi salta all'occhio e mi piace molto di questa mostra di Stefano è un fatto impropriamente concettuale, come lui dai fatti di cronaca, i giornali che raccoglie in giro, che macera, che distrugge fino a marcire, riesce da questa poltiglia malefica a rinascere in una bellezza strepitosa con le sue opere. Ecco, dal letame appunto nascono i fiori.